8 milioni di euro è la cifra che basterebbe per trovare una soluzione, anche se provvisoria, all'emergenza scuole di Castelfranco. In questo territorio c'è un quinto degli studenti di tutta la provincia di Treviso, sostengono i consiglieri comunali e provinciali del Partito Democratico. Eppure i fondi stanziati negli ultimi 10 anni sono stati ampiamente insufficienti e ora il liceo Giorgione vive una situazione di vera emergenza. A fronte di una popolazione scolastica del 18% della provincia di Treviso, negli ultimi 10 anni sono arrivati dei fondi molto limitati, circa sul 6%, in base a quello che è stato detto dal presidente della provincia stesso, Muraro, qui a Castelfranco circa un anno fa. L'ideale sarebbe costruire un istituto nuovo, ma prima occorre individuare il terreno e finanziare il progetto, impresa quanto mai difficile in questi tempi di crisi. Però l'alternativa c'è: costruire una palestra e una ventina di aule nei pressi del Nightingale, istituto professionale a poca distanza, anche se nel cuore di un'ampia zona residenziale. Potrebbero bastare 6-8 milioni di euro per realizzare la palestra del Nightingale, l'ampliamento del Nightingale e un contenitore di aule per il liceo. Se poi vogliamo parlare della sede nuova per il liceo, chiaramente lì le cifre sono più grandi. Il pericolo è che a settembre gli studenti si trovino di nuovo sparpagliati in più sedi, in un edificio in condizioni precarie e senza spazi sufficienti. Il messaggio della politica nei loro confronti è di impegno, ma potrebbe non bastare. Abbiamo fatto di tutto perché loro possano vivere in uno spazio più dignitoso, perché containers o interrati non sono sicuramente i luoghi idonei per far scuola. Che indubbiamente faremo lo stesso, continueremo a fare questa pressione presso la provincia perché trovi locali almeno provvisori ma più idonei.